A Cengena, dopo 30 anni di attesa, si procede al recupero della Regia Trazzera di Contrada Corsa su impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Martorana. Ascoltiamo a tal proposito l'assessore comunale Liborio Curabba che ha incontrato il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola. Assessore Curabba, lei ha incontrato il responsabile del Genio Civile, Rino Lamendola, su questa vicenda. Cosa è scaturito? Allora, innanzitutto lo voglio ringraziare per la disponibilità che ha l'architetto sempre che è molto disponibile nell'incontrarci. Stanno facendo il progetto che diventerà esecutivo per l'asfalto di questa Reggia Trazzera. Questa strada è una strada che è da 30 anni che si deve fare. Finalmente l'amministrazione martorana sta portando i frutti dovuti perché è una zona industriale tra cui ci sono anche residenti che abitano lì in una trazzera veramente e sono disagiati. Cerchiamo di dare delle risposte che giustamente la politica deve dare. Cerchiamo di fare la politica dei fatti e non delle parole. Tra l'altro voi avete già ottenuto proprio l'anno scorso di questi tempi l'ok da parte dell'assessore Sì. regionale Falcone. Sì, mi viene d'obbligo ringraziare una persona stupenda come l'assessore Falcone perché anche lui ha una disponibilità davvero immensa, ci ha dato la piena disponibilità per la realizzazione di questa strada.